Dal polo di Agrigento parte il progetto Università del Mediterraneo, 8 i paesi stranieri coinvolti. Completato a Palermo il puzzle regionale delle commissioni ARS. C'è tempo fino al prossimo 30 novembre in Sicilia per pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni o interessi. Il cosiddetto venerdì nero è ormai un'istituzione tra i consumatori. Il 25 novembre scatta la febbre dello shopping che di fatto non si arresta più fino alla vigilia di Natale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giovanni Tuzzolino, presenta le attività e i risultati raggiunti nel suo primo anno di mandato alla guida dell'Università della Città dei Templi e gli obiettivi futuri. Presenta anche la prima conferenza internazionale sul tema Agrigento e l'Università del Mediterraneo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Gianfranco Tuzzolino, preside della facoltà all'Università di Palermo. Qui la sede distaccata di Agrigento traccia oggi un bilancio della sua intensa attività. Dopo un anno di attività di presidente presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, mi sento di dire che gli obiettivi che avevamo pensato insieme al rettore, al magnifico rettore, professore Massimo Midiri, di dare nuovo risalto, nuovo slancio ai poli territoriali, credo che sia stato raggiunto, perché trasformare questa sede universitaria non da sede decentrata ma in sede di eccellenza, in un polo di eccellenza, credo che sia un fatto molto importante sia per la città che per il territorio e per la crescita dell'Università di Palermo. Tra gli obiettivi raggiunti bisogna citare l'offerta formativa, per esempio, e l'incremento del numero di studenti che passano da 677 a circa 1000 quest'anno, abbiamo già 450 nuovi immatricolati, con l'incremento di un corso di laurea che è quello di infermieristica. Poi la ricerca è stata implementata in maniera sostanziale, perché abbiamo per la prima volta in un polo universitario incardinato un dottorato di ricerca in patrimonio archeologico, architettonico e dei beni culturali. Inoltre i protocolli d'intesa che consentono a questa università di radicarsi con le istituzioni del territorio, con la soprintendenza dei beni culturali, ma anche con altre istituzioni nazionali come ad esempio il MAN, un importantissimo museo di arte contemporanea italiana, con cui avremo diverse iniziative in cantiere da portare avanti. Inoltre bisogna dire che i servizi sono stati incrementati. Per la prima volta abbiamo istituito la mensa per gli studenti, è partita questo mese. Devo dire che è un grande contributo che diamo alla vita degli studenti dentro questo campus universitario. Poi gli alloggi per i docenti. Non è il massimo, ma abbiamo già raggiunto con quasi tutti gli albergatori e i proprietari di B&B della città un accordo per cui ci sono dei sostanziali sconti per chi resta qui ad Agrigento. La sede, ecco, la sede di Via Atenea, credo che ormai è sotto gli occhi di tutti, i lavori sono ripresi e si concluderanno entro l'anno prossimo. Spero di dare un contributo affinché si anticipino anche la consegna, le consegne dei lavori. E poi l'altra cosa da dire, l'ultima cosa, è quella che questo polo veramente ambisce ad avere un ruolo internazionale, soprattutto nell'ambito del Mediterraneo. Tanti progetti di cooperazione transfrontaliera sono già in atto, ma li abbiamo messi a regime e costituiscono ormai una prassi diciamo, della ricerca che si porta avanti dentro questo territorio. Ma soprattutto voglio lanciare oggi la prima conferenza internazionale Agrigento e l'Università del Mediterraneo, che si svolgerà il 30 novembre e il 1° dicembre proprio qui ad Agrigento al Museo Archeologico e presso questo polo, in cui saranno presenti quasi tutte le università del Mediterraneo. Per la prima volta avviene dentro l'università, dentro un polo universitario. Quindi l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, la Giordania, la Palestina, il Libano,
saranno presenti qui i rappresentanti di queste università per siglare il primo accordo internazionale che vedrà Agrigento al centro delle relazioni internazionali didattiche e della ricerca. Professore, una domanda, ecco, il bacino di utenza, lei diceva di un aumento esponenziale degli utenti, dei ragazzi, insomma degli studenti, in particolare da dove arriva? Allora, io ho avuto anche per dire degli studenti che arrivano dalla Russia, da Barcellona, però dico ancora dobbiamo incrementare questa tipologia di studenti che provengono dall'estero. Devo dire che arrivano da tutta la Sicilia, perché i corsi di laurea che abbiamo impiantato qui hanno delle particolarità che probabilmente a Palermo o in altre università della Sicilia non sono rilevabili, ma noi puntiamo non tanto ad avere l'università sotto casa, perché questo è un grande vantaggio per i nostri studenti della provincia, ma ad aprire il nostro bacino d'utenza a livello nazionale e perché no internazionale, perché questa è la nostra vera vocazione. Quindi questo incide in maniera particolare anche al sviluppo dell'economia agrigentina? Questo incide in maniera particolare allo sviluppo dell'economia, ma anche allo sviluppo delle condizioni culturali di questa provincia e a dare soprattutto uno sbocco ai nostri studenti, ai nostri giovani. Però bisogna fare degli sforzi ancora notevoli per fare in modo che questi giovani, gli studenti ma anche i docenti possano diciamo, trovarsi in un luogo adeguato a queste nostre ambizioni. L'Assemblea regionale ha eletto il quarto deputato segretario e Nicola D'Agostino di Forza Italia, poi l'Ars ha eletto gli uffici di presidenza delle 7 commissioni. Gli agrigentini all'interno delle commissioni di Sala d'Ercole sono Serafina Marchetta della Democrazia Cristiana nella quarta commissione Ambiente e Territorio, Riccardo Gallo di Forza Italia e Carmelo Pacio della Democrazia Cristiana sono componenti della terza commissione Attività Produttive e Carmelo Pacio è anche vicepresidente vicario della commissione Sanità. Margherita La Rocca Ruvolo di Forza Italia è componente della Commissione Sanità e vicepresidente della Commissione Bilancio. L'ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano del Movimento 5 Stelle, è il vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali. Il deputato regionale della Lega, Pippo Laccoto, è stato eletto presidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana con 10 voti. Guiderà l'organismo parlamentare per la seconda volta. Laccoto era già stato presidente della sesta commissione ARS nella 15ª legislatura regionale. Sono pronta a lavorare alle riforme di cui la sanità regionale necessita, afferma il presidente Laccoto. Ringrazio i colleghi che mi hanno scelto per questa funzione e già nei prossimi giorni avremo un calendario dei lavori e i primi confronti con il governo della regione e l'assessore Giovanna Volo. I deputati della Lega Prima l'Italia dell'ARS, Marianna Caronia e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano, in una nota congiunta scrivono: «Ci congratuliamo con il collega Pippo Laccoto per la sua elezione a presidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana. Siamo certi che farà un buon lavoro nell'interesse della Sicilia in un comparto che da solo rappresenta più della metà dei fondi del bilancio della regione». Il governo Schifani è già concretamente impegnato a disegnare la sanità regionale dei prossimi anni in un'ottica di efficienza e di eccellenza. In sesta commissione approderanno gli atti del governo indispensabili per la grande riforma del settore, così come ha già anticipato il presidente della regione. Laccoto, per la sua esperienza, è l'uomo giusto al posto giusto. Ennesimo dramma della solitudine. A Messina trovato il cadavere di una donna in un rudere. Era una senza tetto. Vediamo. Dramma della solitudine a Messina. Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella tarda mattinata di ieri all'interno di un casolare situato in via Salandra nel rione provinciale. Si tratta di una 57enne senza fissa dimora di nazionalità ungherese. La donna avrebbe trovato rifugio in quel rudere e sarebbe morta per cause naturali. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima aveva trovato rifugio nel casolare abbandonato insieme ad un altro clochard. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno potuto solamente accertare il decesso della donna. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno forzato un cancello per consentire agli agenti di polizia e ai sanitari del 118 di accedere al rudere. Quanto accaduto ripropone ancora una volta il dramma dei senza tetto a Messina. Già in passato si sono verificati episodi simili.
C'è tempo fino al prossimo 30 novembre in Sicilia per pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni o interessi. Arturo Cantella. Al via in Sicilia la norma stracciabollo. Ci sarà tempo fino al prossimo 30 novembre per pagare gli arretrati del bollo auto senza le sanzioni o gli interessi. A ricordarlo è l'assessorato regionale all'economia della regione siciliana nell'ambito delle agevolazioni introdotti dalla legge regionale numero 16 dello scorso agosto. Le previsioni dell'articolo 28 infatti consentono ai cittadini di mettersi in regola evitando i costi accessori per gli omessi e insufficienti pagamenti del bollo auto scaduti nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. L'agevolazione stracciabollo della Regione, ricorda l'assessore all'economia Marco Falcone, è a oggi l'unica fra le misure vigenti in Italia che azzera interessi e sanzioni a carico dei cittadini che vogliono sanare le proprie posizioni. Interveniamo con un buonsenso nell'ottica di dare respiro alle casse della Regione e migliorare la capacità riscossiva, venendo incontro alle esigenze del contribuente. L'assessore Falcone specifica inoltre come per aderire alla regolarizzazione non è necessaria alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il pagamento della tassa automobilistica regionale entro il prossimo 30 novembre 2022, senza sanzioni e interessi, esclusivamente nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto, specificando la targa del veicolo, l'anno d'imposta che si intende regolarizzare. Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli indicati. Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili. Può usufruire dell'agevolazione i contribuenti necessari che siano persone fisiche o giuridiche. La regolarizzazione agevolata riguarda tra l'altro le posizioni debitori della tassa automobilistica regionale già iscritti al ruolo per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, a esclusione delle somme ovviamente già versate all'agente della riscossione. Le posizioni debitori della tassa automobilistica regionale per gli anni d'imposta 2020 e 2021 per i quali non si è provveduto al pagamento tramite i soldi canali di riscossione ordinaria. Nel caso di adesione, ricorda l'assessore Falcone, alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento entro il prossimo 30 novembre della sola tassa dovuta in relazione agli anni 16, 17, 18 e 19 già iscritti al ruolo, la Regione siciliana comunicherà all'agente della riscossione il discarico del ruolo. Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative ai periodi d'imposta con decorrenza dopo il 31 dicembre 2021, rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato e ruoli affidati all'agente della riscossione per i quali alla data di entrata in vigore della norma siano state già avviate le procedure esecutive. Inchiesta spacca ossa, finti incidenti per truffare le assicurazioni, facendosi rompere braccia e gambe o fornendo auto, moto e bici o false testimonianze. L'esercito di complici e vittime vede 400 indagati. Per un centinaio di loro la procura è orientata a chiedere il rinvio a giudizio. Vediamo. Gioia, ascoltami un attimo. Io ancora non ho capito, siccome non è la prima volta, voi, ci sono state altre persone. Ma voi per quale motivo l'avete fatto? Come? Per quale motivo l'avete fatto? Per i soldi iniziali? Allora, tu l'hai fatto solo per le 1.000 euro o per l'ultimo i soldi quelli grossi? Io penso che voi l'avete fatto per i soldi finali, giusto? Quelli grossi? Sì. Ecco. Due fili paralleli appesi al tragico destino di gente disagiata, sola, bisognosa d'aiuto. Spaccaossa, la banda criminale senza scrupoli, pronta a rompere arti e ferire, pur di truffare le assicurazioni che poi avrebbero certo pagato i bei quattrini, ma ad intascare i quattrini non sarebbero state di certo le tante vittime di questo lacunoso e spregevole giro d'affari, piuttosto la stessa banda, la quale spesso prometteva senza mai mantenere. Io penso perché io un vero niente. Io non vedo né cosa
6 e per i medicinali pensiamo neanche in ACE, per i visiti veniamo a pigliare in ACE. E perché non parli con l'avvocato che è venuto da te l'avvocato a dirti di che cosa hai bisogno? Ma ti congiuricite! Ma c'è di più. Gli Spaccaossa oggi diventa uno sceneggiato filmico, un percorso, anzi una scommessa tutta palermitana, della peggiore Palermo, quella immortalata dal regista Vincenzo Pirrotta, che ha scritto l'opera con Ignazio Rosato, Salvo Ficarra e Valentino Picone, e che domani, proprio nella nostra Alcamo, sarà presentata. Intanto gli Spaccaossa corrono sulle dolenti note della giustizia, che per loro ha previsto severe pene. Gli Spaccaossa misero infatti a segno truffe da centinaia di migliaia di euro ai danni delle compagnie assicurative, con finti incidenti stradali e vittime vere alle quali venivano rotte gambe e braccia con mattoni di tufo o pesi da palestra. Circa 400 le persone tra feriti consenzienti, falsi testimoni di sinistri mai avvenuti, automobilisti, motociclisti e ciclisti che avrebbero messo a disposizione delle bande i loro mezzi, per le quali adesso sta per chiudersi l'inchiesta. Per un centinaio di indagati la procura è orientata a chiedere il rinvio a giudizio, mentre per tutti gli altri si andrebbe invece verso la richiesta di archiviazione. Non tanto perché non abbiano preso parte ad uno degli imbrogli più cruenti scoperti negli ultimi anni, ma perché alla fine non ne hanno ricavato assolutamente nulla. In alcuni casi si tratta di lesioni, tra l'altro permanenti, ecco quello che è rimasto alle vittime. Molte di queste persone, peraltro, avrebbero gravi problemi economici e sarebbero state spinte a partecipare alle truffe solo per estrema necessità. Sono 5 le inchieste che a partire dal 2018 hanno portato in carcere decine di spaccaossa, molti dei quali sono stati condannati in primo ed in secondo grado. La prima indagine, coordinata dall'allora procuratore aggiunto Salvatore De Luca, oggi procuratore capo a Caltanissetta, venne denominata non a caso Tantalo, proprio per le torture alle quali di fatto venivano sottoposte le vittime consenzienti, che per simulare gli incidenti si facevano rompere le ossa, spesso senza neppure un'anestesia. Alcuni indagati decisero di collaborare con i magistrati e nacquero così le indagini successive, coordinate dagli aggiunti Ennio Petrigni e Sergio De Montis e dai sostituti Daniele Sansone, Alfredo Gagliardi, Francesca Maggiocco e Andrea Zoppi. In uno di questi filoni emerse anche il collegamento diretto con alcuni boss di Brancaccio. Le cosche avrebbero lucrato anche loro sui finti incidenti, ma senza sporcarsi le mani di sangue. Che care voce! Maria, basta. Maria, tutti dei sangue. Come emerso dalle indagini, le persone che si facevano rompere braccia e gambe tra sofferenze atroci, urla di dolore, incassavano poche centinaia di euro, per esempio. La procura adesso sta tirando le fila su tutte le posizioni stralciate tra quelle principali e nei prossimi mesi potrebbe quindi nascere un ulteriore processo con un centinaio di imputati. Ma non può essere da pronto soccorso. Quindi non fa carraggia allora. Meschino. Meschino io, la figlia senza pesce. Un famone. Siete tutte che non pensionate. No, non ti capisci a te. Aspetta, pareva una dita che non ci strano guardo. Sale la febbre per il Black Friday, caccia all'affare migliore per anticipare i regali di Natale. Vediamo. La data da segnare in calendario è il 25 novembre, il cosiddetto venerdì nero. È ormai un'istituzione tra i consumatori. Siamo diventati sempre più bravi a importare tradizioni e costumi da altri paesi. Non solo Halloween, ma da alcuni anni anche il Black Friday, atteso da tutti, forse ancor di più del classico periodo dei saldi di fine stagione. Un appuntamento ormai consolidato che si incastona in maniera decisamente furba poco prima dell'inizio di dicembre per aumentare esponenzialmente i consumi e sommando così questa occasione allo shopping natalizio che seguirà a ruota. Il Black Friday è un'idea tutta americana e il nome indica il venerdì successivo al giorno del ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre. Una data importante per la popolazione d'oltre 800
perché proprio in quel momento scatta la febbre dello shopping che di fatto non si arresta più fino alla vigilia di Natale. E tutto questo si traduce in sconti a tutto spiano con prezzi ribassati che il più delle volte durano circa 24 ore con variazioni che possono portare ad allungare o in certi casi più rari a piccole anticipazioni rispetto alla giornata vera e propria. Le origini Black Friday sono rimaste comunque incerte e ci sono diverse interpretazioni. Le più comuni indicano questa giornata come un momento ben preciso in cui il traffico stradale va in tilt a causa appunto della confusione che si crea per fare shopping. Per altri il venerdì nero si riferisce ai libri contabili dei commercianti americani che usavano l'inchiostro nero per indicare i guadagni, al contrario del rosso utilizzato per le perdite. Insomma un modo per stabilire l'inizio esatto del periodo più proficuo dell'anno. Ma, interpretazioni a parte, il Black Friday ormai è un'istituzione e non si può far altro che subirlo o approfittarne. Anche l'Arci di Agrigento organizza un appuntamento tematico contro la violenza sulle donne. Giuseppe Moscato. Organizzato dall'Associazione Agape di Agrigento in collaborazione con l'Arci ed altre associazioni del territorio, si terrà sabato 26 novembre alle ore 17 presso il Circolo Empedocleo di Agrigento la presentazione del libro di Ben Cacciato, Iaco. L'iniziativa è inserita nel contesto delle celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sul femminicidio e vuole essere anche un tangibile segno in favore delle donne africane. Con l'acquisto del libro, infatti, si aiuta a sostenere il progetto dell'editoria che ha aderito al programma Impresa Amica dell'UNICEF sull'educazione femminile in Niger. Noi organizziamo come Associazione Arci Agape un'iniziativa per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, parlando della lettura e del teatro come strumenti per una rivoluzione culturale, ritenendo fondamentale esserci sul territorio. Noi siamo un'associazione che sin dal momento in cui ci siamo costituiti siamo presenti ogni giorno con varie iniziative e con una presenza silenziosa e operativa proprio su questo tema, su questo fronte, ma in occasione del 25 novembre non possiamo non essere attivi organizzando un'iniziativa di natura culturale che parli dell'importanza di una rivoluzione culturale che ci permetta di dare avvio a nuovi inizi e cercare di sensibilizzare il più possibile le persone e i giovani soprattutto che affrontano anche questa tematica e che vivono esperienze e condizioni di vita che non sono ottimali. All'inizio dell'iniziativa noi doneremo a ciascuna persona che interverrà un fiocchetto bianco che è il simbolo dal 1991 per la giornata e per la campagna contro la violenza sulle donne. Soprattutto è importante che gli uomini indossino questo fiocchetto per noi durante questa iniziativa perché rappresenta un simbolo da parte degli uomini, un impegno anche sociale, culturale, umano a non voler commettere atti di violenza nei confronti delle donne, a non volerli tollerare e a non rimanere in silenzio di fronte a questi atti. All'incontro con l'autore intervengono Angela Galvano, presidente dell'Associazione Agape, Marco Vullo, assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento, Viviana Caparelli Lentini, presidente del Gruppo Archeologico d'Italia Raalmut, Angelo Giudice, presidente della Proloco di Racalmuto, ed inoltre la compagnia Centro Studi Regal Petra, Massimiliano Cacciato, Giuseppe Calandra, Giusi Lauricella. Modera l'incontro Lillo Alaimo di Loro. È un'esplorazione, uno spaccato di vita italiana che va dal 60 all'80 con tutti i suoi turbamenti, quindi esplora l'uomo e la donna in tutti i suoi aspetti, in quelle che sono le aspettative di quel periodo e in quelle che sono anche il senso di frustrazione e le delusioni che poi sono venute fuori. La donna è trattata in modo molto gentile, 4 le protagoniste femminili del libro che esplorano i 4 mondi possibili, i 4 dei 1000 mondi possibili della donna. La donna è trattata molto bene perché la donna è l'altra parte del cielo senza il quale veramente il cielo sarebbe meno che la metà.
ed è un componente importante all'interno di quello che Benti Cacciato dice il grande umanile in cui l'umanità si è trasformata, e dove però in questo libro si vede che il grande dovere dell'uomo è cercare la felicità, e lo fa e cerca di farlo almeno attraverso la ricerca della bellezza. Protagonista dell'incontro lo scrittore racomutese Benito Ettore Cacciato. L'autore racconta uno spaccato della provincia tra gli anni 70 e 80, dove arrivano gli echi di quel che all'epoca scuoteva la società italiana: le proteste politiche studentesche, operaie e femminili, il dilagare del problema della droga, il superamento della visione classica della famiglia. Ma cosa trovano i lettori in Jaco? Trovano una società smarrita, nel senso che dal 65 all'80 c'è stata una vicenda vera, una storia vera, sempre perché la donna si è fatta succube dell'uomo, si è fatta comandare, si è fatta vessare. E il messaggio mio che voglio dare alle future generazioni e anche ricordare alle vecchie generazioni è quella di ricordare sempre all'uomo che la donna non è solo pillola per il sesso o soltanto pillola per il sesso, ma è la prima cosa amore, maternità, famiglia, onore e dignità, e che non deve svendersi per nessun motivo. Meglio lavare le scale che svendersi per avere la propria dignità femminile. E la donna deve andarsene prima che nasca il primo schiaffo dall'uomo, perché quell'uomo non l'ama. Per conoscere un'anima, l'uomo, le sue città, gli amici, gli amori, Stefano Certe e Angela Marchica hanno scritto un libro che vuole soddisfare le tante curiosità su Leopardi e il suo mondo. Arturo Cantella. Siamo a Porto Empedocle, presso la Torre Carlo V, con il presidente della Proloco, l'ingegnere Paolo Savatteri, per la presentazione del libro di Stefano Certe e Angela Marchica, Leopardi e il suo mondo, ma anche una mostra fotografica. Ecco, oggi una giornata intera dedicata a Leopardi. Come mai? Da cosa nasce questa iniziativa, Presidente? Allora, noi abbiamo accolto con entusiasmo la proposta che ci è venuta dalla vice sindaca Marilucagi, assessore alla cultura. Abbiamo avuto modo di conoscere i due professori, gli autori del libro, e la cosa ci ha entusiasmato e abbiamo ideato il coinvolgimento delle scuole cittadine, visto che Leopardi è uno degli autori, dei poeti più noti, più famosi, che tutti ricordiamo le sue poesie. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere le scuole cittadine, le quali hanno accettato anche loro con grande entusiasmo, e stamattina abbiamo tutti gli studenti delle due scuole che reciteranno dei brani di Leopardi, le poesie, i pensieri, e si esibiranno qua. C'è pure un intrattenimento musicale. Nel pomeriggio invece avremo la presentazione del libro con i relatori, la direttrice del Circolo Pirandello, dottoressa Anna Cangarossa, e la professoressa Serena Sanzo dell'Istituto Comprensivo Livatino. Una giornata intensa culturalmente parlando, di un evento dedicato a Giacomo Leopardi qui alla Torre Carlo V a Porto Empedocle, che il Comune sostiene insieme alle tantissime attività culturali. Il professore Cerchia e la professoressa Marchica hanno avuto una bellissima proposta per noi, una bellissima idea di presentarci questa mostra sulla vita di Leopardi. Come dicono loro, Leopardi uomo e non Leopardi letterato, quindi ci sono tante curiosità, tanti aneddoti sulla sua vita che verranno fuori. Penso che sia una bellissima iniziativa, soprattutto per le nostre scuole, le abbiamo invitate tutte,
quinte elementari e scuole medie, e pensiamo che dopo 2 anni di stasi sia anche un modo per riavvicinare i ragazzi agli eventi, alla vita culturale del paese, e speriamo di poterne fare tante altre. Professor Stefano Certa, autore del libro Leopardi e il suo mondo. Oggi, insieme alla Angela Marchica, che è anche sua moglie, avete deciso di scrivere questo libro dal tema appunto Leopardi e il suo mondo, per conoscere un'anima, l'uomo, le sue città, gli amici e gli autori. E proprio avete scelto Porto Empedocle, la Torre Carlo V, per dedicare anche una mostra fotografica con il coinvolgimento anche degli istituti scolastici empedoclini. Sì, era doveroso venire a Porto Empedocle anche grazie all'invito fattomi da 2 carissimi amici di Porto Empedocle, i miei carissimi amici di Porto Empedocle, che voglio ricordare, Totò Principato e Giuseppe Castelli. Grazie a loro, sono stato loro a suggerirmi di proporre questa mostra e questa presentazione a Porto Empedocle. Io non mi sono sottratto, anzi sono rimasto molto contento di venire qui a Porto Empedocle a rappresentare questa mostra e a parlare di questo nostro libro. Angela Marchica, coautrice nonché moglie del professore Certa, ecco, perché questo libro? Cosa c'è in più delle altre pubblicazioni destinate a un grande della letteratura italiana come Leopardi? Allora, innanzitutto Leopardi, va bene, ai tempi della scuola è stato uno degli autori veramente che ci ha fatto innamorare, ma soprattutto poi andando avanti nel tempo e avendo a che fare con ragazzi ci siamo chiesti: ma Giacomo com'era? Leopardi lo conosciamo, poesie splendide, brani meravigliosi, non conoscevamo l'uomo Giacomo, il bambino Giacomo, il ragazzo Giacomo, e abbiamo impostato la nostra ricerca proprio sull'andare a trovare i fatti quotidiani della sua vita, cioè com'era Giacomo al di fuori dalle sudate carte. E questo è stato, diciamo, un po' il fulcro della nostra ricerca, soddisfare molte curiosità sull'uomo Leopardi, su Giacomo. In uno scorcio della mostra ci sono dei disegni, professore Certa, che rievocano una famosa ode di Leopardi. Ecco, ricordiamolo anche per chi ci sta vedendo. Sì, i disegni sono tanti e rappresentano per lo più le più famose poesie. Deve guardare me, sì, se no non va bene. Lei guardi la telecamera, sì. I disegni poi li riprendo io, va bene? Sì. Allora, i disegni sono tanti perché i ragazzi hanno voluto rappresentare quello che sono le poesie più famose, quelle che generalmente si studiano nelle scuole medie, e l'hanno voluto rappresentare il Passero solitario, quello è il Sabato del villaggio, e la quiete dopo la tempesta, soprattutto quella che è la più famosa poesia di Giacomo Leopardi in Italia e nel mondo, L'infinito, che è stato rappresentato con 2 disegni di 2 ragazzi diversi, che sono questi qua, come lei può ben vedere. Allora, io sono la professoressa Vitale dell'Istituto Comprensivo Pirandello del Plesso Rizzo, docente della scuola media. Insieme alla professoressa, alla preside Anna Rita Cangarossa, abbiamo condiviso insieme l'opportunità di partecipare a questa iniziativa, la presentazione del libro Leopardi e il suo mondo, perché intanto abbraccia proprio come programma scolastico il programma delle terze medie, delle terze classi, e quindi approfondisce la figura, quindi anche in classe noi abbiamo lavorato in questa attività, e poi scoprire anche il mondo intimo di Leopardi attraverso la lettura di alcune pagine di questo libro così importante serve anche ad entrare nel pensiero e nella poetica di un autore che si ritiene senz'altro, ma lo è, facente parte di un secolo lontano dal nostro, ma l'attualità che egli esprime attraverso il suo pensiero lo fa e lo definisce veramente eterno, e quindi per i ragazzi tra l'altro uno stimolo anche al pensiero filosofico. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Domani il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le sue porte per un concerto. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella.
Allora, parliamo di questo concerto che si terrà domani a Postavecchia alle ore 21. Ecco, cosa ci proporrà? Allora, praticamente innanzitutto è una prima assoluta, perché finalmente ad Agrigento abbiamo un gruppo con il frontman Marco Floris e io che sono il compositore e gli arrangiamenti di musiche totalmente inedite e testi inediti. Quindi i testi inediti in stile rock pop, però naturalmente siamo in chiave arrangiata, in chiave teatrale, e quindi faremo questo concerto dove presenteremo i nostri brani. Ecco, voi a cosa vi ispirate, la vostra musica? Quali sono, diciamo... I nostri generi musicali sono dai Pink Floyd, dai Guns N' Roses, diciamo il panorama rock mondiale, dai Queen, anzi a tal proposito vorrei fare un piccolo tributo, perché oggi il 24 novembre ricorre l'anniversario di morte del grande, dell'immortale Freddie Mercury. Quindi anche questo, siccome io sono nato e cresciuto con la sua musica, quindi volevo fare questo piccolo tributo. Ecco, da cosa nasce la voglia di suonare della vostra band? E allora, innanzitutto nel lontano 2015 io assieme a Marco Floris, che è il frontman, autore e cantante del gruppo, abbiamo iniziato una collaborazione. Da premettere che io già da parecchio tempo, nel lontano 93, quindi subito dopo la morte di Freddie Mercury, ecco perché diciamo c'è stato questo impulso, io ho iniziato a suonare il basso. Infatti io suono il basso elettronico, mentre con la composizione dei brani via via poi è andata con diciamo una sorta di lampadina che si è accesa. Mentre per quanto riguarda poi successivamente, dopo qualche anno, sono un pochino sospeso dell'attività, e poi ho avuto il piacere di incontrare questo ragazzo che diciamo che ha delle doti molto particolari, anche se non c'è, però vorrei proprio enfatizzare questa situazione, perché lui ha una dote che io gli do i brani che compongo io e lui già ha i testi pronti sul brano, cosa che difficilmente si riesce a fare in quasi tutti gli artisti. Non sei solo, sei venuto in compagnia? Sì, sono venuto in compagnia della nostra new entry del gruppo della Great Music Band, Marco Galluccio, che suonerà le chitarre, anche chitarra solista e chitarra di accompagnamento. Allora diamo appuntamento a venerdì alle ore 21? Sì, venite numerosi, venerdì 25 alle ore 21 al Teatro della Postavecchia, diretto da Giovanni Moscato. Quindi vi aspettiamo, qui è Viva il Rock. Diventa digitale il patrimonio di moneta del Museo Archeologico Salinas di Palermo. Vediamo. Dopo oltre 70 anni, il ricco e prezioso patrimonio numismatico del Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo diventa fruibile digitalmente grazie al progetto di digitalizzazione, gestione e valorizzazione della collezione di monete antiche avviato dalla direzione museale insieme all'Università di Palermo, al System Integrator Web Genesis, partner privato che ha finanziato l'operazione, presentato l'iniziativa Numini Digitali al Salinas, alla presenza dell'assessore regionale ai beni culturali e delle identità siciliane Elvira Amata, della direttrice del museo Caterina Greco, del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali Franco Fazio e del presidente della società Web Genesis Antonello Pastorino. È un binomio, una sinergia assolutamente necessaria, perché noi dobbiamo far vivere questi nostri beni monumentali, questo nostro grande patrimonio artistico. Io ritengo che l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana sia il vero motore economico della Sicilia e quindi va rilanciato in tutti i modi, e non possiamo fare a meno sicuramente di quei privati che lo amano e che insieme al pubblico, in questo caso all'assessorato,
possono portare avanti iniziative importanti come questa. Noi stiamo offrendo la possibilità di viaggiare attraverso appunto il digitale e di conoscere un patrimonio, quello presente al Salinas, cioè quello numismatico, che per oltre 70 anni è stato, diciamo, tenuto nascosto, no? In soffitta, quindi ritengo che sia come dire, da prendere come esempio per andare avanti e realizzarne sicuramente tanti altri. Il medagliere del Museo Salinas non è stato mai aperto al pubblico, ma accessibile ovviamente agli studiosi che hanno, sia in passato che anche adesso, continuato a studiarlo. È un patrimonio immenso, circa 50.000 monete, che racconta la storia della monetazione della moneta dall'età arcaica fino ad arrivare ai coni borbonici, che raccoglie reperti di scavo così come materiali da collezione, che soprattutto annovera al suo interno la collezione lasciata in eredità allo Stato proprio dal Salinas, Antonino Salinas, a cui il nostro museo è dedicato. Fu un grande numismatico, cominciò dalla numismatica i suoi interessi, diciamo, archeologici, e quindi anche questo è un argomento interessante, ritornare alle radici attraverso la modernità. Si tratta di un accesso semplice e proprio volto non solo a favorire la ricerca e la conoscenza, ma la fruibilità attraverso il web. Questa banca digitale che stiamo progettando avrà un front-end web cui qualunque utente potrà accedere, visualizzare il patrimonio così come noi lo presentiamo e in forme semplificate, adatte appunto a qualunque utente, e richiedere all'occorrenza anche all'ente museale che gestisce appunto la collezione ulteriori schede, elementi conoscitivi ulteriori attraverso tasti dedicati. La banca dati e il front-end sono già, diciamo, pronti, stiamo ottimizzando alcune funzioni, quindi prestissimo sarà poi fruibile a tutti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.